con Giovanni Gnan, giornalista, artista, musicista, che ci presenta una cosa particolare. Balutin Blues. Balutin è una piccola isola proprio dove il po' si dirama tra il Po di Venezia e il Po di Goro, e quindi ci facciamo spiegare da Giovanni cosa ci dobbiamo aspettare da Balutin Blues. Sì, sarà sicuramente una giornata di blues, come si evince dal nome. È un'iniziativa che è nata tra me e un mio amico, un altro amante del blues, che come me ha un gruppo, anzi ne ha due, uno attualmente in stand-by e un altro che sarà presente domenica prossima al Balutin, e presenteremo questo festival in un giorno che racchiuderà un po' le nuove leve, diciamo, del blues del Delta del Po. Ho visto che, insomma, Leandro ha intervistato Paolo Bacco, che è un nome molto Un grande più amico. famoso di noi e che ha una storia molto più importante e longeva di noi. Noi siamo le nuove leve, quindi è giusto che ci presentiamo anche noi finalmente, ufficialmente, con una giornata dedicata al blues a 360 gradi, con inediti e cover. Ecco, spieghiamo, il blues trova elemento importante qua su questo territorio. Il blues è malinconia, Zucchero definiva il nostro territorio il Mississippi d'Italia. Effettivamente ci stiamo. E per te cos'è il blues? Il blues, paradossalmente, avevo sentito qualcuno che diceva: se suoni il blues e sei triste diventi ancora più triste, se sei felice diventi ancora più felice. Secondo me il blues è una terapia, perché questo lo diceva anche Paul McCartney, ma riferito a tutta la musica: se sei arrabbiato o triste, suoni, ti passa. Quindi penso che sia terapia per l'anima, per la testa, per anche chi lo ascolta, perché la musica è condivisione, e se io riesco a condividere qualcosa con te, siamo felici tutti e due, penso. Bravo, giustissimo. Dammi un po' di orari. Noi inizieremo alle 11 della mattina con un DJ set con la musica dagli anni 50 a praticamente fino ad oggi, perché ci sono anche molti bluesmen attuali come Gary Clark Jr., piuttosto che Marcus King, e cerchiamo di dare una panoramica intanto con questo DJ set di benvenuto, una sorta di riscaldamento muscolare per le orecchie. Dopodiché inizieranno alle 12 gli Steam River Trio, che è il gruppo appunto del mio socio Cesare Freguia, che è stato lui ad aiutarmi nell'organizzazione, è partita da noi due questa cosa qui. Dopo ci sarò io alle ore 13, se non sbaglio, comunque per le 13:30, massimo 14, con i Back on Blues, che offriremo una panoramica musica degli anni 70 che è attinto dal blues. Faremo gli Eagles, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Still, Nash e Young, Howlin' Wolf, Eric Clapton, un po' un bignami del blues degli anni 60 e 70, per concludere poi alle ore 16 con i Supplanters Band, che è un gruppo di inediti del mio chitarrista con i Back on Blues, Alberto Giacobbe. Ha deciso di fare questo suo gruppo in proprio, proponendo musica che ha scritto lui e che sentirete solamente in quell'occasione lì, perché non è stata pubblicata su piattaforme fisiche, ma neanche su Spotify, YouTube, quindi se volete ascoltarlo dovete venire per forza al Balutin. Perfetto, Giovanni, da vecchio blues come mi reputo, mi fa piacere che la tua generazione si stia avvicinando a questo tipo di musica, che è una musica fondamentalmente elementare, però ti esprime la qualsiasi. Quindi grazie da parte di noi old bluesmen. Grazie a te, e se vuoi venire con la tua armonica, Leandro, sai che sei invitato. Guarda che lo prendo. Siamo seri e qua si fanno le cose seriamente, confidiamo nel bel tempo, quindi chi vuole venire e portarsi via uno strumento magari sale anche sul palco. Grazie Giovanni. Grazie a te, Leandro, ciao.